Benvenuti tifosi del Napoli. Lascia il tuo like sul video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità del Napoli. Grazie. Come sta Rafa Marin? Rafa Marin ha avuto crampi, ha fatto una buona partita e son contento per il ragazzo, che è un buon giocatore. Aveva bisogno di fare una partita del genere. Come interpreti la parte del Napoli? Abbiamo avuto 25-30 minuti di difficoltà perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona press, ha fatto una buona partita. In quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare, in quel pezzo di partita, in quel modo lì e poi, piano piano, la partita è ora, è il momento della nostra prima parte. Possiamo farlo la prima volta, ma non vediamo l'ora di tornarci, ma devo dirvelo, così che la squadra si diverta. Andate. Quanto sonno determina il cambiamento e come funziona per la puntata di Lucca? Lucca si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco. Deve guardare con calma perché entrambe in porta le farò. Per quanto vinco in un gol dalla panchina, vinco un campionato o se perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti dormono in un'ottima condizione tecnicamente, fisicamente e mentalmente. De Bruyne può essere gesto come un jolly dalla panchina? Può essere così. Per questo l'ho cambiato. Ma il caldo è bello per quello. È sempre così variabile e imprevedibile e le condizioni della situazione non sono sempre quelle. Perché Lobotka sarebbe stata abbassata in fase di costruzione? C'è stato un momento in cui abbiamo faticato a uscire con la palla e Lobotka si è abbassata a creare superiorità numerica, soprattutto perché creiamo un buco dietro le spalle dei centrocampisti del Genoa. Come leggi l'episodio del primo gol del Napoli? Non ho altri commenti. Credo, tornerò, ma non ho altri commenti da suggerire perché come l'ho visto prima, l'ho visto così, la prossima volta potrò dire che è diverso. Comunicare a Genoa è stata una parte importante del percorso. Qual è la vostra opinione tifosi del Napoli? È piaciuta la partita? Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie.